Buonasera dal Doro, siamo qui con il presidente Ruzza, non ha bisogno di presentazioni. Un'impressione sul match, presidente. Allora, il match io credo che sia stato abbastanza equilibrato, ma però con una supremazia leggera del Montecchio, quindi credo che la vittoria sia meritata. La partita è stata, e questo mi piace rimarcarlo, correttissima, pur essendo una finale importante, è stata correttissima e quindi questo fa onore ai ragazzi, fa onore alle società, fa onore al calcio dilettantistico. Ci piacerebbe che fosse sempre così. Un'altra nota che mi piace rimarcare è l'arbitraggio. È stata una partita corretta, facile, però l'arbitraggio è stato perfetto. Da 0 a 10 oserei dire 10, quindi insomma è andato tutto bene. Tanta gente, c'è stata la voglia di vedere calcio di nuovo e abbiamo aspettato, la giornata ci ha graziato, io credo che lo spettacolo sia stato bello e questo è un segnale importantissimo, è un segnale che noi lo stiamo ribadendo in tutti i modi, anche se c'è qualche sacca ancora per fortuna sempre più piccola che protesta a prescindere quasi per voler destabilizzare chissà cosa. Noi adesso da arrabbiati lo diciamo, il Comitato Regionale Veneto vuole concludere i campionati, punto. Quindi noi ci impegneremo assieme alle società per concludere i campionati, per concludere la nostra attività. Questo è un bel inizio, speriamo di continuare. Dopo la lascio presidente perché so che ha impegni istituzionali. Anche noi abbiamo visto dall'alto della telecronaca ottimo arbitraggio, c'è tanta voglia di ripartire, ma soprattutto ho notato che la gente ha voglia di ripartire, quindi noi siamo con voi. Cosa dice presidente? No, mi fa molto piacere, abbiamo bisogno di tutti. Io mi arrabbio quando leggo qualcosa, mi arrabbio perché so quanto ci stiamo impegnando. Anche l'altro giorno in consiglio nazionale proprio il Veneto si è fatto promotore di un'iniziativa, l'abbiamo anche scritto, eppure c'è qualche lamentela, che poi non sono mai i presidenti o le figure apicali, c'è sempre qualche percipiente. I veri paganti, quelli che mandano avanti tutta la baracca, cioè i presidenti, raramente protestano come protestano questi, perché è una protesta destabilizzante in questo momento. Noi abbiamo bisogno di serenità, di tranquillità e di lavorare assieme, di essere assieme, punto. Io dico solo una cosa in conclusione, io prima ho detto noi siamo con voi, ma non solo io, ma la risposta del pubblico, la presenza del pubblico, ma soprattutto due società che si impegnano, è un imperativo per andare avanti Sì, e grazie per quello no, che state no, facendo. ma anche per quello, anche io ho visto alla fine la società che non ha vinto applaudire, convinta la società che ha vinto. Questi sono i valori nostri, questo è il nostro impegno. Mettiamoci tutti d'accordo, mettiamoci tutti dalla stessa parte, remiamo tutti nella stessa maniera per raggiungere l'obiettivo che è il termine della stagione sportiva. Sono 2 anni che non la finiamo. Io credo che assieme ce la faremo. Sicuramente, grazie presidente, grazie per la disponibilità.